La commemorazione del giudice Livatino nella giornata di ieri, a 28 anni dalla sua uccisione, avvenuta in contrada Casena, ha registrato anche polemiche. Tra questi quello del segretario della CGIL Massimo Raso, che in una sua nota stampa afferma come non è il momento delle polemiche, tuttavia non possiamo tacere il fatto che è desolante che a ricordare ed onorare il sacrificio e l'impegno del giudice Rosario Angelo Livatino siano unicamente la magistratura, i vertici delle forze dell'ordine, la Chiesa e un pezzetto di società civile. Dove sono i parlamentari nazionali e regionali, i sindaci, i consiglieri comunali, le alte espressioni della società e dell'economia sana di questa nostra provincia? È troppo chiedere un loro impegno che è fatto anche di presenza fisica e solenne a iniziative di questo tipo. Si dovrebbero solo vergognare, conclude Massimo Raso. La figura del giudice Rosario Livatino è stata anche ricordata nel luogo della sua uccisione, dove è deposta la stella in suo ricordo alla presenza di tante autorità. L'essere qui oggi deve significare soprattutto una presa di impegno che poi si concretizza nella quotidianità. Come Livatino ha fatto le sue scelte, non ha fatto né sacrifici né rinunce, ma ha fatto le sue scelte per il benessere degli altri, nel nome della Costituzione e nel nome di Dio. Anche noi dobbiamo, se laici nel nome della Costituzione, se cristiani anche nel nome di Dio, rinnovare il nostro impegno e fare in modo che questa Sicilia possa conoscere veramente un futuro radioso, perché merita questa Sicilia, meritano anche questi uomini che hanno dato la loro vita, hanno fatto il loro dovere fino alla fine. Il loro esempio sia veramente per tutti un faro di luce che possa illuminare il nostro cammino. Questi sono momenti importanti che, come ha detto molto opportunamente Don Giuseppe Livatino, devono suscitare in tutti l'impulso ad agire, perché la memoria va bene, ma il ricordo si deve trasformare in azione per onorare giustamente chi ha dato la vita in nome di ideali così alti come quelli della giustizia. È sempre un appuntamento importante per noi che facciamo questo lavoro, è importante per i cittadini di questa terra, è importante per chiunque pensi che fare il proprio lavoro cambia il futuro di un territorio. Noi siamo ancora convinti di questo. Non è stato invano e non può essere invano, ha smosso il sacrificio del dottore Rosario Livatino, così come di tutte le altre vittime della mafia agrigentina, hanno sicuramente smosso le coscienze di questa provincia, di questa martoriata provincia. Ricordavo prima appunto che tra l'89 e il 92 ci sono stati forse almeno circa 400 morti ammazzati per mano mafiosa, e credo che oggi la provincia sia diversa, e questo grazie anche al sacrificio del dottore Livatino, del maresciallo Guazzelli, del brigadiere Di Lorenzo e di tutte le altre vittime della mafia agrigentina. Tutta la collettività deve ricordare il giudice Rosario Livatino, lo deve fare l'Associazione Nazionale dei Magistrati come l'ha fatto, lo devono fare tutti gli enti, le istituzioni, le autorità civili, ecclesiastiche e militari. Questo perché l'esempio del giudice Rosario Livatino è un esempio che vale per tutto il Paese, un esempio di legalità, un esempio di un uomo di fede che in maniera mite è riuscito a dimostrare come si può svolgere il proprio lavoro e si deve svolgere il proprio lavoro fino in fondo. Questo è un esempio anche per tutti i magistrati, soprattutto i magistrati giovani che iniziano a svolgere le funzioni in questi distretti che sono distretti complessi. È solo grazie al loro impegno, all'impegno di tutti coloro che prima di loro hanno svolto queste funzioni con onore e dignità, riusciremo noi a trasmettere a tutta la collettività la sicurezza che le loro istanze troveranno giusta tutela nei palazzi di giustizia.